Assessore alla pesca del comune di Rosolina, assessore alla pesca del comune di Rosolina, Sara Biondi. Allora, polemiche. Qualcuno ha sottolineato che forse Rosolina non ha fatto tanto per creare interesse in regione per quanto riguarda i pescatori di Rosolina. Cosa risponde l'assessore? In realtà abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità e anche oltre. Ci siamo imposti nel tavolo commissariale dal quale eravamo stati esclusi e siamo stati presenti a tutte le riunioni del tavolo del commissario e quindi sì, anche se non formalmente, eravamo presenti nei tavoli istituzionali. È pacifico che, vero che nella regione, a Porto Tolle, il problema si è verificato prima, si è verificato in maniera intensa da subito e pertanto gli occhi sono stati puntati su Porto Tolle. Ma è vero anche che oggi, ed è comunque da 2 anni e mezzo, che lo stesso problema lo vediamo nel comune di Rosolina. Ad oggi la produzione di vongole su Rosolina è quasi completamente sparita e i nostri pescatori a distanza di 2 anni non ce la fanno più. Per me, che sono oltre che assessore alla pesca anche assessore al sociale, sta diventando non tanto e non solo un problema di pesca e quindi di attività lavorativa, ma anche un problema sociale, perché comincio ad avere le persone che vengono in comune a chiedere aiuto. Quindi non è solo il Delta zona Porto Tolle, ma anche Rosolina che effettivamente subisce questo drammatico problema. Un'ultima domanda, però un po' polemica. Secondo lei da Venezia c'è stato più un occhio di riguardo per Porto Tolle e trascurando Portoviro, Rosolina e anche Taglio di Po, visto che ci sono anche Taglio di Po molti pescatori, o è una impressione che abbiamo rilevato tra l'altro ascoltando i pescatori? Allora, sicuramente i pescatori vedono una attenzione regionale importante nella zona di Porto Tolle, probabilmente proprio perché il problema è sorto là ed è sorto in maniera importante. L'attenzione è e deve essere spostata anche su Rosolina, tanto che io mi sono sentita anche in questi giorni con l'assessore regionale dopo il mio articolo un po'... ricordiamo Corazzari. L'assessore regionale Corazzari, dopo il mio articolo effettivamente un po' cattivello, però ci siamo sentiti, mi ha dato la sua piena disponibilità a incontrare i pescatori di Rosolina, stiamo organizzando un tavolo pesca congiunto Rosolina-Portoviro e ovviamente sarete tutti informati perché cercheremo di renderlo più aperto possibile in modo tale che appunto tutti possano partecipare, maggioranza, minoranza, le varie testate giornalistiche e soprattutto tutti i pescatori di Rosolina e Portoviro.